più atletica e meno calcio. Dopo 2 anni di attesa, finalmente le scuole della provincia di Udine hanno avuto di nuovo i campionati provinciali studenteschi su pista. Una giornata baciata dal sole è quella che si è svolta giovedì 11 aprile al campo di atletica Daldan di Paderno e che ha coinvolto studenti del 2010 e del 2011, categoria cadetti, di ben 18 scuole della provincia di Udine. I giovani atleti si sono cimentati in salti, lanci e corse, fino al gran finale con le attese staffette. Per qualcuno gareggiare oggi è stata quasi la normalità, per qualche studente invece è stato il primo approccio con l'atletica, scoprendo anche particolari attitudini. A fare incetta di medaglie e vincere i titoli messi a disposizione sono stati gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco, mentre per le studentesse ha visto primeggiare l'Istituto Carducci di Lignano. Al di là di qualche personal best e del coraggio di qualcuno di provare un qualcosa di totalmente nuovo, rimane il ricordo di un'esperienza unica, come spiega Cristian Martinelli, docente dell'Istituto di Maiano Forgaria. Sì, no, siamo venuti qua per divertirci, ci stiamo divertendo, adesso aspettiamo ancora l'ultima gara. Non era, per loro è la prima volta, non per me, quindi bene, tutto bene. Si sono divertiti, per loro appunto era la prima esperienza e è stato molto divertente per loro. Quali discipline più apprezzate? Ma tutte, alla fine ovviamente vanno più di moda quelle veloci e 1000 metri, quindi anche i lanci mi è piaciuto un sacco. Di sicuro, dopo una giornata così piena di vita, torna in primo piano il tema della motoria nelle scuole, dalla primaria alle secondarie di secondo grado. Qui le classifiche europee sono impietose. In Italia solo il 7% dell'orario è dedicato alle pratiche sportive, una situazione ancora più evidente per chi, come Mattia Cendou, lavora a San Pietro al Natisone, a 2 passi dalla Slovenia. Io ho partecipato con la mia scuola Istituto Comprensivo di San Pietro Antisoni di Dante Alighieri, una bella esperienza, gli alunni tutti contenti, soddisfatti delle prestazioni. È stata una ricca giornata di sport, con tante discipline, da salti lungo, salti in alto, 100 metri, e hanno concluso la manifestazione sportiva con la staffetta 4x100 metri. Dovrebbe essere inserita almeno un'altra unità didattica settimanale, nel senso più ore settimanali di scienze motorie, perché hanno bisogno di muoversi e con 2 ore settimanali lavoriamo poco, quindi sarebbe opportuno aumentare il numero di ore settimanali. Insomma, più ore di motoria ma anche impianti aperti e non come le gradinate di oggi del Daldan, interdette al pubblico e non agibili. Quasi una beffa per un impianto appena ristrutturato e che sembra non avere mai pace.